Rieccoci insieme, ben ritornate, ben ritornati insieme con noi per parlare di sentimenti, di coppie, di cuori e di opportunità che è bene crearsi, perché no, farsi il proposito per il nuovo anno, che tante volte si chiude in un certo modo, non tutti sono soddisfatti, contenti, si sentono soli, eccetera. Si fanno tanti propositi, però poi il passo, veramente passo fisico per andare verso altre strade non lo si compie mai. Ma come fare, di chi fidarsi? Quello che si dice in televisione è vero, crea delle false aspettative, delle illusioni, delle disillusioni, insomma, però provare, toccare con mano per poi constatare è sempre meglio che non restare nel proprio limbo, ed è sempre meglio farlo con realtà vere, io lo dico sempre, che non quelle virtuali, perché il mondo virtuale può riservare purtroppo delle tristi sorprese e delle grandi disillusioni. Perché? Perché noi sappiamo benissimo che in tutto questo modo di comunicare ci può essere tanta ipocrisia e ben poco di concreto. E allora noi, sempre supportati dalla nostra esperta Valeria Pilla di Club Di Più, andiamo ad indagare, eccola qui. Ciao a tutti. in questo mondo che è anche molto affascinante, perché poi chi ci sta a ascoltare resta affascinato da tante storie che poi corrispondono alla, sì, è un alla realtà privilegiato, dei fatti, perché ci dà uno spaccato di quello che è la nostra società. Allora, la nostra società che è molto molto difficile e molto complessa, ed è tanto diffidente, per forza di cose, diffidenti ci fanno diventare a forza di batoste, di truffe, raggiri e quant'altro. Sì, purtroppo sì. Un'agenzia, allora precisiamolo, Club Di Più è un'agenzia di incontri con finalità ultime matrimoniali, ma non matrimoni in senso stretto, perché poi magari alcuni si terrorizzano eccetera, è per incontrare una persona con cui condividere la propria vita, il proprio pezzo tempo, di vita, un possibilmente pezzo, tutta, non si sa. nel modo più serio possibile. Certo. Ma come selezionare quell'agenzia perché questa è seria e l'altra non è seria? Perché i web ni e invece le agenzie fisiche sì? Chi ha avuto un'esperienza negativa? Insomma, chiariamo questi aspetti. Sì, diciamo che innanzitutto un'agenzia seria, cosa che pochi sanno, anzi, per essere un'agenzia deve avere l'autorizzazione della Polizia di Stato, quindi della Questura, proprio per un discorso di pubblica sicurezza. Perciò innanzitutto bisogna capire se sono iscritti alla Questura, se sono iscritti è esposto, e questo non deve impaurire le persone, ma deve invece rassicurarle, perché il fatto di essere iscritti alla Questura significa che l'agenzia è in regola con la legge. Poi ci sono agenzie che cambiano continuamente le consulenti, per esempio. Quindi possiamo pensare due cose: o sono le consulenti che non erano brave, o è l'agenzia che sceglie male le consulenti, e quindi questo non è una buona cosa, perché una anche persona... l'importanza di trovare delle persone che ti diano una certa continuità, e preparate, continuità nel tempo, riservatezza. E anche possibilmente che diano una continuità, perché se è vero che una persona si iscrive e rimane per un certo periodo, ma sapere che una persona che è esperta e che sa fare quel lavoro rimane per tanti anni in un'azienda è comunque sinonimo di solidità, di aver fatto una scelta giusta, di avere la persona giusta nel posto giusto. Quindi capire anche se cambiano continuamente o i titolari o comunque le consulenti, che hanno questo ruolo molto delicato di parlare con le persone, di trovare per loro un compagno, una compagna, un amico, di farle uscire da questa situazione di solitudine. E poi controllare magari, non so, nel sito da quanto è aperta l'agenzia, quante sedi ha, quanto piccola è, se è in un paesino sperduto in mezzo al nulla, perché purtroppo è anche una questione di numeri, cioè mettere insieme le persone. Più grande è il numero di persone che abbiamo, più facile è che ci siano tra queste le persone giuste. Quindi se un'agenzia è troppo piccola, ha poche possibilità di successo. Un'agenzia più uffici ha e più possibilità ha di mettere in contatto le persone, proprio perché ha un numero più grande di iscritti e di iscritte. Ecco, il fatto, questa è una cosa che mi è venuta in mente perché mi è stata fatta un'osservazione, di andare magari, premesso, con la predisposizione a cambiare città, andare in una grande città, in un'agenzia di una grande città,
può dare maggiori chance, oppure tutti i dati sono connessi e vengono scambiati? Nel nostro caso, per esempio, non c'è differenza, perché noi abbiamo una gestione unica e questo è una gran bella cosa, perché c'è sempre una sola persona al vertice che decide, che smista, che comunica, che raccoglie, quindi è una cosa molto importante questa, perciò per noi non fa differenza che una persona si iscriva in una grande città piuttosto che in un ufficio dove ci sono magari meno abitanti, perché siamo tutte collegate. Quindi una persona che dica a me non interessa, io sono magari di Belluno, di Asiago, non so dove, non mi interessa anche andare a Rovigo, a Mantova anziché a Roma. Può scegliere anche solo Belluno, può scegliere esatto, però anche... può scegliere anche, può dare apertura totale magari. Certo, può andare anche a Roma se vuole, può andare anche quindi a Bergamo. Quindi ha sì. un parterre che si apre tantissimo sì, a questo punto, sì. sempre di più. Al Club di Più c'è la possibilità di rimanere in zona o di aprire un ventaglio molto ampio, perché noi abbiamo uffici disseminati un po' dappertutto. Che cosa deve far sospettare? Quali sono gli elementi che possono insomma in qualche modo allertare la persona che si sta sbagliando agenzia, o che a volte che sono poste domande non corrette, oppure... Allora, innanzitutto le donne sono più brave in questo. Quando si fa un colloquio con la consulente, la donna lo capisce se la consulente sta veramente ascoltando la sua storia, sta veramente cercando di capire come risolvere il problema di solitudine o se sta solo vendendo. Venditrici ce ne sono di brave, ci sono promoter, ci sono persone abituate alla vendita, ma nel nostro settore non si può solo vendere, si deve anche vendere, perché il nostro non è un servizio gratuito, sottolineiamo, ripetiamo, è un servizio che ha un valore e perciò anche un costo. Ma noi non vendiamo, noi cerchiamo di risolvere un problema di solitudine offrendo opportunità di incontro, perciò durante il colloquio noi cerchiamo di capire se abbiamo questa possibilità all'interno del club in quel momento. Quindi chi si rivolge a un'agenzia deve anche capire se la consulente che ha davanti sta cercando solo l'iscrizione pura e semplice, quindi i soldi, o se invece si sta prendendo cura di questa persona e cercando in tutti i modi e con tutte le persone all'interno del club di risolvere un problema di solitudine. Premesso che noi non abbiamo la sfera di cristallo, certo, non è che facciamo i miracoli, non è che per forza di cose noi riusciamo a creare delle relazioni, perché noi offriamo l'opportunità di incontro. Poi sono le persone che devono incontrarsi, piacersi, frequentarsi, a volte essersi antipatici e quindi ci richiamano e ci dicono dammi un altro contatto, ma è proprio l'opportunità di incontro che fa sì che tra più opportunità di incontro è più facile trovare la persona giusta, ognuno ci deve mettere del suo. E chi a questo punto viene da sé la domanda, ma anche perché mi è stata proprio posta da alcune signore che sono state attratte. Chi è la consulente? E quindi come si diventa brave consulenti, per capire anche chi c'è l'interfaccia, e quindi questo apre anche a un aspetto di fiducia. Allora io non scelgo delle venditrici, perché me ne sono capitate tante in ufficio, tante persone che avevano tanta esperienza di vendita e quindi molto brave, commercialmente molto appetibili. Io non scelgo figure di questo tipo perché la persona deve sapere cosa significa fare un colloquio e deve anche sapere cosa significa iscrivere una persona, quindi anche la parte commerciale, ma deve innanzitutto anteporre la passione per questo lavoro e la capacità di ascolto attivo, quindi di ascoltare la persona immedesimandosi nella sua richiesta e cercando di risolvere questo problema di solitudine offrendo opportunità di incontro. Questo non significa che la consulente si prende carico di tutte le pene della persona, altrimenti quando è sera sarebbe già fusa, ma significa proprio entrare in sintonia, cercare di capire lo stato d'animo, la situazione, le richieste della persona e guidarla tirandola fuori da una situazione di solitudine, portarla piano piano ad una situazione piacevole, diversa. È complesso. È molto complesso, per questo non serve una venditrice, ma serve una
consulente che voglia fare questo lavoro, che abbia la passione per questo lavoro, quindi non una che cerca un lavoro, ma una che vuole proprio fare questo lavoro perché è portata per l'ascolto attivo, per aiutare le persone. Ci deve essere anche un aspetto psicologico importantissimo, quindi Sì. dei corsi di formazione che vengono fatti, perché sì. cioè, no, cioè, Certo. immagino che Sì, noi facciamo dei corsi di formazione in primis perché proprio perché le nostre consulenti sono anche tutte donne, quindi più sensibili, si ha la tendenza a cadere nel tranello di accollarsi le pene della persona. Quando ci si accolla le pene dell'altra persona, no, non si riesce neanche a risolverle, perché bisogna sempre avere un occhio un po' dal di fuori, altrimenti non si riesce a capire bene la situazione. Se ci lasciamo immergere non riusciamo più a distinguere i colori, a distinguere quello che è giusto e quello che no. Quindi le nostre consulenti fanno dei corsi di formazione e vengono continuamente allenate per mantenersi a una distanza giusta per poter veramente aiutare la persona. A questo punto il rapporto con la consulente è un rapporto esclusivo, naturalmente, però non deve essere finalizzato a quell'unica persona, proprio per questo distacco che ci deve essere, eccetera. È facile per chi sta dall'altra parte, quindi per chi decide di fare questo passo, andare in un'agenzia, aprirsi, mettersi in gioco anche, perché chi lo fa con estrema facilità e superficialità, chi invece lo fa con meditazioni di tutti i tipi. Porsi in questi termini davanti a una persona che comunque non si conosce, con cui che lo fa per lavoro? Trovo che le persone che vengono da noi, sia uomini che donne, sono veramente, a parte magari il primo momento in cui entrano e sono un po' così in imbarazzo, ma poi sono veramente a loro agio, Sono proprio un fiume in piena che si libera, che si snoda, e raccontano la loro vita senza nessuna reticenza, senza nessun problema particolare, solo l'imbarazzo, ma proprio frazioni di secondo iniziale, perché poi si instaura proprio una sintonia, forse perché appunto ho scelto delle consulenti che amano questo lavoro, quindi sanno come parlare con le persone, sanno come metterle a proprio agio, sanno come star zitte quando serve, insomma sono delle persone preparate. Questo vuol dire molto, come andare da un medico che fa con passione il suo lavoro, o andare da uno che guarda continuamente l'orario e dice no, domani anche se sei malata, guarda, ci vediamo la settimana prossima perché non mi interessa. Assolutamente. Sì. L'altro aspetto importante è la privacy. Sì, è molto importante, sì. È molto importante, anche fa sorridere a volte le persone, mi dicono mi raccomando non dire alle persone che io sono iscritte. Beh, questo problema non esiste proprio, perché però c'è perché tanti se lo pongono, terrore di avere quasi la stigmata in faccia, sono andati in un'agenzia. Innanzitutto c'è sempre una questione di serietà a cui noi teniamo tantissimo, veramente, e poi noi abbiamo veramente tanti iscritti. Se ci mettessimo a raccontare di questo o di quello, cioè non sarebbe più finita, non avremmo neanche il tempo di farlo, ma non abbiamo proprio neanche la voglia, perché noi quando siamo in ufficio, voi non potete capire, dovreste venire là a lavorare 8 giorni per capire quanto incessante sia il lavoro all'interno dell'ufficio. Abbiamo 8 telefoni che squillano in continuazione, abbiamo persone che vengono a fare i colloqui, abbiamo persone che vengono a trovarci per ringraziarci con i fiori, con i cioccolatini ai quali facciamo compagnia e dedichiamo un po' di tempo, giustamente, perché ci fa piacere e ci ricarica. E abbiamo persone che ci chiamano per avere delle informazioni, ne abbiamo altre che ci chiamano per avere altri incontri. Veramente non ci rimane spazio per il chiacchiericcio fino a se stesso. Quindi la privacy è assoluta, garantita. Questo è un altro aspetto molto importante. Poi vedremo appunto la differenza tra il mondo web e il mondo reale, delle agenzie reali, che anche questo è importante, perché forse per molti non è chiaro, perché dice ma anche voi fate il web, avete questi annunci, queste cose qui, ma allora facciamo un passo ulteriore. Esatto. Pubblicità, pochi secondi.